parte sto divorzio breve, le ha La regione per noi è fondamentale che risponda, che ci sia, che sia presente. Adesso c'è 1 anno e mezzo che sono su un laboratorio per intolleranze alimentari e ho avuto più soddisfazioni in questo anno e mezzo che in 45 anni. Dove abbiamo preso una ragazza che è intollerante, che viene fuori dal alberghiero. La nostra grande capacità di invenzione e anche però formare tanti giovani. Diamogli la chance. Creare delle eccellenze negli ospedali. Tanto la campagna è lunga, sempre più lunga, ma non importa che abbiamo le energie. L'ultima legge sulle quote latte sono state regolamentate dalle leggi, la 468 del 92, la 119 del 2003 e la 33 del 2009. Ma l'ultima, che doveva essere quella che secondo Zaia doveva risolvere i problemi, ne ha creati a bizzeffe, perché chi rateizza con la 33 paga l'8% di interessi, non ha risolto nulla. Poi ho sentito ieri, grazie a noi sono finite le quote. Il Movimento Comunitario del 2003 che le ha fondate ha posto la fine al 31 maggio 2015. Abbi la decenza di non venirmi a prendere per i fondelli, insomma. Anche nel Prosecco c'è un problema di quota, sono incavolati neri anche loro. La politica qua ci deve aiutare ad andare fuori. Io capisco che c'è gente che non arriva a fine mese, che prende il latte con 30 centesimi, però con questo si deve un po' aiutare un po' tutti e andare proprio a portarlo fuori all'estero. Ciao, grazie. Ciao. Grandissima. L'idrovia deve essere un'opera che noi mettiamo in cantiere immediatamente e che realizziamo. Fare un piano straordinario prevedendo contratti di apprendistato anche per gli over 50 che potranno così imparare a mestiere nuovo ed essere ricollocati nel mondo del lavoro. Si incontra un veneto straordinario, si rimbocca le maniche, non molla mai, tenace, coraggioso. Glielo deve dire a Roma che il Veneto Deve ritornare ad essere locomotiva. Io vedo la Serracchiani, per esempio. La SE è sempre presente nei tavoli dove si decide. Il nostro, dice tanto nei posti dove si taglia nastri. Tu tieni conto che se lui oggi assume un ragazzo a tempo indeterminato, lui risparmia in 3 anni 25.000 euro. Se divento presidente, nei primi 100 giorni do in più all'azienda che assume altri 500 euro al mese. www.alessandramoretti.it trova anche il video di tutti i comuni che giro. Non ne voglio vendere niente. Non posso neanche comprare niente. Ecco, perfetto, guarda, questo non costa niente. Come faccio io a governare il Veneto se non ho ben chiaro com'è il Veneto? A me interessa di più andare in 8 comuni, parlare con 8 sindaci, incontrare 500 cittadini